Abbiamo qui schierate davanti a Casa Lions le autovetture dell'associazione Automoto d'Epoca Sardegna. Sono stupende, tra cui questa splendida Ansaldo 4F del 1927. Abbiamo anche questa stupenda MGB. Abbiamo anche la Triumph nera, bellissima, un'altra MG, abbiamo anche l'Alfa Romeo Spider Duetto, abbiamo la rarissima Ford, poi abbiamo anche altre auto partecipanti, Romeo, Giulia Zagato. Ancora una Triumph Spitfire, Alfa Romeo Montreal, stupenda, con la Fiat 124 Sport, un'altra Alfa Romeo Duetto e anche una bellissima Fiat 600. Non mancano anche le sportive Porsche, la Fiat Dino, una bella rassegna di auto che partecipano a questa bellissima manifestazione, che sono esposte qui davanti a Casa Lions. Ben ritrovati cari amici e cari amiche, siamo a Cagliari all'interno di Casa Lions, siamo in compagnia di Romano Fischetti, presidente di Casa Lions, Carla Meridiani, direttrice, e Sandro Casciu, presidente dell'Automoto d'Epoca Sardegna di Cagliari. Sentiamo un po' le impressioni del presidente di Casa Lions su questo bellissimo evento di oggi e far vedere anche al nostro pubblico e far conoscere un po' anche Casa Lions. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo realizzato questo evento con Alessandro Casciu e con la Automoto d'Epoca Sardegna di Cagliari ed è un momento molto importante perché uniamo insieme le passioni da un'altra parte e la nostra missione per la solidarietà dall'altra. Cos'è Casa Lions? È una struttura che esiste quasi da 30 anni che dà assistenza e ospitalità soprattutto ai malati oncologici, quindi ai pazienti oncologici, ai lungodeggenti e ai trapiantati e in generale a chiunque venga a che fare con la struttura sanitaria della Sardegna abbia bisogno di un punto dove fermarsi la notte. È una struttura che è di circa 3.000 metri quadri, 27 camere, e ogni camera ha un suo bagno, oltre a un'area comune dove poter cucinare, dove poter passare la giornata. Un aspetto veramente importante al di là degli aspetti della struttura è ricordarsi cosa significa per noi Lions casa di accoglienza Lions. Innanzitutto è una casa, non è una struttura. Diamo accoglienza e la diamo cercando di creare un ambiente davvero favorevole per le persone e siamo Lions, non ce lo dimentichiamo mai, il nostro motto è We Serve, il nostro obiettivo è dare un contributo alla comunità. Ringraziamo Romano Fischetti, il presidente di Casa Lions. Chiediamo anche alla sua direttrice di dare qualche informazione ulteriore al nostro pubblico. Romano è stato chiarissimo. Aggiungo che il nostro compito è proprio quello di ricevere i pazienti con i loro familiari, di accoglierli nel modo più, come dire, affettuoso e gentile possibile per farli sentire a casa loro, si chiama casa proprio per questo,
noi abbiamo pazienti che hanno malattie importanti, si trattengono a volte parecchi mesi, quindi dobbiamo sicuramente fornire loro tutti quei supporti, non solo logistici di accoglienza pratica, ma soprattutto di accoglienza in termini di emozioni, di affetto, di disponibilità. Quindi i nostri pazienti sono come i nostri cari, ecco, noi li trattiamo esattamente come se fossero parenti stretti, perché conviviamo con loro a volte per lungo tempo e la sofferenza ci tocca da vicino, quindi siamo molto sensibili, il personale è sempre molto disponibile, è sempre molto come dire, carino, pronto a soddisfare qualsiasi richiesta dei nostri pazienti. Loro ci ricompensano con le loro grazie, con il loro affetto, con le piccole cose, ecco, ci coccolano, ci viziano, ci portano i dolci, ci portano i fichi, faccio per dire una sciocchezza dal loro giardino, per dimostrarci appunto la loro gratitudine. Per noi è un bel modo per essere ricompensati. Siamo tutti volontari, io il Presidente e tutti coloro che fanno i volontari la notte, perché la casa è aperta 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, quindi tutti contribuiamo a che la casa funzioni bene e sia un punto di riferimento per tutta la Sardegna e non solo, perché spesso abbiamo ospiti anche che vengono da fuori, vengono dall'estero e quindi insomma per noi è un grande, come dire, anche onore poter ricevere tutte queste persone anche al di là dei nostri territori. Sì, grandissime ringraziamento perché è l'opera meravigliosa che viene fatta a Casa Lions, ai dirigenti, a tutti gli operatori, a tante persone. Ma sentiamo anche Sandro Casciu dell'Associazione Automotodepo Cassategna. Per noi è un onore sicuramente essere qui. Come diceva il Presidente poco fa, il motto del Lions è "We serve". Ci fa piacere pensare che in qualche modo anche noi possiamo contribuire a dare una mano d'aiuto e far conoscere soprattutto questa realtà, che secondo me è un grandissimo valore aggiunto, perché credo che trovare un punto d'appoggio in un B&B, in un albergo, sia facile per tutti. Qui credo che ci sia un valore aggiunto che ha un valore inestimabile, che è quello dell'essere accolti, di essere coccolati, di essere curati, trovare l'aspetto umano che fa la differenza in questo campo qui. Ci fa piacere pensare che la nostra passione per le auto possa in qualche maniera contribuire a legarci alla passione per dei valori molto più nobili dei nostri, per quanto tutti rispettabili, però sicuramente qui c'è qualcosa in più che fa la differenza. Vi ringraziamo davvero per averci accolto, per averci fatto conoscere questa realtà e poterla diffondere a tutti i nostri soci. Grazie davvero. Grazie. Benissimo, grazie, vi ringraziamo ancora una volta e facciamo i complimenti per questo grandissimo impegno, questa grande passione a 360 gradi che viene messa per questa opera importante e credo che sia un punto di riferimento in Sardegna. Grazie. Siamo in compagnia di Emanuela Stara, assessora del Comune di Monserrato alla cultura e al turismo, e chiediamo di parlare di questo evento di oggi. Grazie mille, è davvero un onore per noi aver ricevuto questo invito. Portali Soberto è una manifestazione molto complessa, ma quest'anno in particolare abbiamo voluto darle una connotazione anche sociale, oltre che tradizionale e culturale, e quindi è stato davvero importante per noi il fatto che questo raduno e queste attività relative anche nell'ambito di questa manifestazione parta da questo luogo davvero importante e speciale per la nostra città e per la nostra Sardegna, e quindi questo portale si è aperto, anche se un pochino lontano da Monserrato, si sta aprendo anche per questo evento che terminerà con il raduno e con l'apertura delle case campidanesi a Monserrato questo pomeriggio. Ringraziamo l'assessora per le bellissime parole. Questa manifestazione è finanziata oltre che dal Comune, anche con un contributo della Fondazione di Sardegna,
ed è supportata dalla Prolocom di Monserrato e dall'Associazione degli enti locali per lo spettacolo. Siamo in compagnia di Maria Felicina Zeri, presidente del club Monturpino, e le chiediamo qualche impressione sull'evento di oggi. Allora, è un evento bellissimo, tra le altre cose è il penultimo evento di quest'anno sociale dove io sono presidente del club di Monturpino, grazie al referente Paolo Lai, che ha organizzato insieme agli altri soci Lucia Mureddu e Antonio Serra questo evento molto importante. Questo evento è stato organizzato per contribuire ai fondi di un service umanitario per le LCFI. Grazie, perché è molto bello e molto caratteristico, perché le auto d'epoca sono sempre gradite alla visione di chiunque voglia e sia interessato a questo tipo di manifestazioni. Grazie ancora. Siamo in compagnia di Paolo Lai, sempre del club di Monturpino, che si è occupato dell'organizzazione dell'evento. Gli chiediamo qualche dettaglio sulla manifestazione di oggi. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. I ringraziamenti per questa splendida iniziativa sono tanti. Iniziamo con Casa Lions, dalla location dalla quale partirà questa bella manifestazione. È stata una bellissima sinergia col Comune di Monserrato, una bellissima sinergia con l'Associazione Auto e Moto d'Epoca Sardegna, sinergia con i miei carissimi soci del club Antonio Serra e Lucia Mureddu, con i quali abbiamo realizzato questo evento. Che dire, grazie ancora e vi auguriamo una splendida giornata in nostra compagnia tra Casa Lions e Monserrato, dove vi aspetterà la visita guidata di tutte le nostre case campidanesi. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti, facciamo i complimenti per questa meravigliosa iniziativa. Grazie. Un evento assolutamente di primo livello e credo che sarà gradito da tutto il pubblico. Nel servizio poi vedrete anche le auto d'epoca bellissime che stanno partecipando a questa manifestazione. E da Giuseppe Tamponi un cordiale saluto a tutti voi e un arrivederci ai prossimi eventi con le auto storiche.